Nel cuore dell'antica Armenia, in un tempo segnato da violenza e persecuzione, la figura di San Biagio brilla come un faro di fede e coraggio. Nato a Sebaste, la sua vita si intreccia con il destino della sua comunità e con le avversità che affliggono la sua terra. Fin da giovane, Biagio dimostra una straordinaria predisposizione verso il servizio, agili altri. La sua passione per la medicina lo porta ad abbracciare la cura del corpo, ma è la sua devozione religiosa che lo spinge a guardare oltre, a cercare la guarigione anche per le ferite dell'anima. Il suo amore per la vita religiosa lo porta a considerare il monachesimo come il suo destino, ma il volere divino gli riserva un ruolo diverso. Quando la morte del vescovo di Sebaste lascia la comunità senza guida, Biagio è chiamato a prendere il suo posto. Nonostante il pericolo rappresentato dalle persecuzioni scatenate dall'imperatore Diocleziano e poi da Licinio, Biagio non si tira indietro. La sua elezione segna l'inizio di una vita dedicata al bene dei suoi fedeli, nonostante gli orrori che si diffondono per mano dei presidi locali. La persecuzione, guidata da uomini come Lisia ed Agricola, diventa sempre più feroce e Biagio si ritrova costretto a nascondersi nelle profondità del Monte Argeo. Ma nemmeno la solitudine della grotta può spegnere il fuoco della sua fede. Continua a guidare la sua comunità attraverso messaggi segreti e preghiere incessanti, dimostrando una determinazione che sfida il potere degli oppressori. Il momento del suo arresto arriva durante una caccia nei boschi. I soldati, seguendo le tracce delle fiere, scoprono la sua grotta e lo trascinano di fronte al preside Agricola. Il viaggio verso la città diventa un trionfo, con il popolo che accorre per salutare il loro amato vescovo, nonostante il pericolo imminente. Ma è durante questo tragitto che avviene uno dei momenti più toccanti della storia di Biagio. Una madre disperata si avvicina a lui, tenendo il figlio morente tra le braccia. Con un gesto di compassione e fede, Biagio interviene e guarisce miracolosamente il bambino, suscitando l'ammirazione e la devozione ancora più profonda del popolo. Il confronto con il giudice Agricola diventa un test di fede e resistenza. Nonostante le torture e le minacce, Biagio rimane saldo nelle sue convinzioni, dimostrando una fermezza che sfida ogni logica umana. Le sue carni vengono lacerate, viene sospeso ad un tronco d'albero, ma nemmeno i supplizi più atroci possono piegare la sua fede. La sua condanna finale, a essere sommerso in un lago, sembra segnare la fine della sua testimonianza, ma ancora una volta
La fede di Biagio lo sorregge miracolosamente e cammina sulle acque fino a raggiungere la sponda opposta. Di fronte a questo prodigio, il giudice, fuori di sé, lo condanna alla decapitazione. Così San Biagio, con la sua fede incrollabile e il suo coraggio indomabile, rimane un esempio vivido di perseveranza e dedizione per i credenti di tutte le epoche. La sua storia continua a risuonare nei cuori di coloro che cercano la verità e la giustizia, anche nei momenti più bui della storia umana. La luce del suo martirio brilla ancora oggi, illuminando il cammino di chiunque si trovi ad affrontare le avversità della vita. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.